Dall'incontro di oggi sono uscite due tipi di notizie. La prima, che conoscevamo, che la dimensione del fenomeno NEET è una dimensione ampia. 100.000 giovani, dice la professoressa Oliva, in Veneto sono in questa condizione. È veramente un numero impressionante, ma è uscita anche una strada o una o più strade per dare risposte a questo tema. Innanzitutto curando molto meglio il tema dell'orientamento post-scolastico, soprattutto il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori e successivamente, dall'altro lato la necessità di dare delle risposte anche innovative attraverso per esempio dei tirocini mirati a quelle che sono le esigenze del mondo economico, del mondo industriale, del mondo anche del terziario, dell'economia, perché è emerso anche che c'è un gran bisogno di far incrociare queste due voci, chi cerca il lavoro e chi invece ha bisogno di quel lavoro, e questo è un punto sul quale è importante, a mio avviso, trovare anche nella legislazione, nell'attività pratica a livello, diciamo, di istituzioni e di rappresentanze economiche e sociali, trovare le risposte.